Continuano le prese di posizione da parte di alcuni esponenti politici a sostegno delle TV locali e contro lo scellerato DPR 146/17 che destina milioni di risorse pubbliche solo a un numero ristretto di emittenti televisive. In questi giorni è in discussione al Senato della finanziaria. Un ringraziamento dal presidente dell'Arrea, ingegnere Antonio Diomede, va ai senatori Crucioli di Alternativa CE e Astorre del Partito Democratico per avere sottoscritto gli emendamenti dell'Arrea alla legge di bilancio 2022 in discussione per l'appunto. Essi sono stati inviati anche al ministro Giorgetti, capo del Mise, per conoscenza della Lega, e alla sottosegretaria con delega all'editoria Ascani, nella speranza, afferma il presidente, che si possa giungere a un risultato fattivo e concreto. Ma noi non ci fermeremo qui, afferma l'ingegnere Diomede dell'Arrea. Continueremo la nostra battaglia parlamentare in sede di discussione del decreto milleproroghe. Oggi ci arriva la solidarietà del senatore Crucioli di Alternativa CE. L'Alternativa ha presentato, a prima firma del sottoscritto, una serie di emendamenti volti a riequilibrare il settore del finanziamento pubblico all'editoria e alle televisioni. In particolare noi siamo contrari a che i soldi stanziati vadano soltanto ai grossi gruppi, alle grosse televisioni, e non vengano invece distribuiti in maniera più equa a tutti coloro che fanno comunicazione e informazione. Il sistema attuale consente sostanzialmente una sorta di monopolio e quindi è anche molto più facile imbrigliare l'informazione all'interno delle volontà di chi distribuisce questi soldi, ovvero del governo. Ed è per questo che l'Alternativa ha presentato questi emendamenti volti alla modifica del decreto 146 del 2017 e che era volto proprio a limitare il pluralismo e a concentrare i fondi pubblici soltanto a quelle emittenti che gli davano garanzia. E in questo senso sono i nostri emendamenti che noi abbiamo appunto presentato dopo aver sentito diversi operatori dell'informazione, in particolare l'Area, che è l'associazione delle piccole emittenti locali. Adesso io sono in commissione, discuteremo appunto in commissione finanze, che unitamente a quella del bilancio si occupa appunto di questi aspetti, e difenderò questi emendamenti.